Nel 2014 lo storico Kim Wagner riceve una mail da una coppia che cerca di far luce sul macabro ritrovamento. I coniugi gli raccontano di aver ereditato un teschio umano, esposto per qualche tempo come attrazione da dei parenti che avevano rilevato un pub nel Kent. Nel 1963 esso era saltato fuori da un magazzino sul retro del locale, chiuso in una piccola scatola impolverata, privo della mandibola inferiore e con una manciata di denti allentati. Il cranio, a detta dei due coniugi, aveva una tonalità color seppio. Ma ciò che era davvero notevole era un biglietto dettagliato, scritto a mano, su un liso foglietto di carta, piegato con cura e inserito nella cavità oculare. Il biglietto raccontava la breve storia del cranio. Appartengo a Havildar Alum Beg, del 46esimo reggimento di fanteria del Bengala settentrionale, giustiziato con un colpo di cannone assieme a molti altri del mio reggimento. Fui tra i principali responsabili dell'ammutinamento del 1857. Presi possesso della strada che conduceva al forte, dove tutti gli europei si stavano affrettando per mettersi in salvo, e lì il mio gruppo sorprese e ammazzò il dottor Graham sparandogli nel suo calesse quando era accanto a sua figlia. La mia vittima successiva fu il reverendo signor Hunter, un missionario, che stava fuggendo con la famiglia nella stessa direzione. Assassinai il signor Hunter e la consorte e le figlie, dopo essere state brutalizzate, furono massacrate ai bordi della strada. Buonasera a tutti e bentornati. Stasera indossate il kurta e vestite la giubba da guerra, perché prenderemo spunto da questo inusuale ritrovamento per raccontare la grande rivolta del 1857, la più grande e famosa sollevazione dei popoli del subcontinente indiano contro l'occupante britannico. E lo faremo in compagnia dell'amico Luca Lebardi. Ciao Luca e Buonasera. benvenuto. Ciao e ricambio il benvenuto. Vuoi raccontarci qualcosa di te e su come ti sei appassionato a questo tema? Sì, in realtà è uno di tanti argomenti che mi appassionano e mi incuriosiscono. In realtà sono una persona estremamente curiosa in vari ambiti della storia e questo è uno degli argomenti in cui mi sono imbattuto. Nel dettaglio, in realtà, non è neanche tra quelli mi appassionano all'eccesso, ma è un argomento che comunque ho reputato valesse la pena approfondire, soprattutto in considerazione del fatto che è un argomento veramente poco trattato. Nel corso di questa ricerca e di questo approfondimento per arrivare a creare una presentazione corposa e comunque completa, ho dovuto mettere insieme tanti pezzettini da tanti libri, perché di fatto è un argomento, almeno nella stampa italiana, nella stampa storica italiana, è un argomento che viene sempre citato tra filetti o comunque non approfondito, perché comunque la storia dell'India, soprattutto dell'India durante la dominazione britannica dell'800, è un argomento che al più viene citato in romanzi o in film. Ad esempio, mi è capitato da piccolo, nei vari letteratura per ragazzi, mi era venuto in mente mentre preparavo questa presentazione che era citato questa rivolta indiana era citata nelle fasi finali del libro di Salgari, Le due tigri, e che finisce appunto con Sandokan, l'eroe, che appunto va a uccidere il cattivo, il capo della setta dei Tug, e lo uccide nel corso dell'assedio di Delhi, assedio che appunto è uno degli episodi chiave perché porti gli inglesi alla vittoria sulla rivolta che si era sviluppata nel frattempo. Un'altra citazione dell'ammutinamento, che anche questo è stato un'altra delle molle che mi ha spinto a indagare e a approfondire con maggiore curiosità l'argomento, è un passaggio del film di Indiana Jones, per l'esattezza il secondo film, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, durante il quale mentre nella famosa scena in cui ci sono Indiana Jones, l'attrice, sono tutti ospitati a cena dal Maharaja, il protagonista appunto parlando con il capitano delle truppe coloniali inglesi,
cita appunto l'ammutinamento e la rivolta del 1857 come qualcosa di molto oscuro, molto cattivo, e poi dopo si svilupperà nel corso del film a trama che questo ammutinamento fosse in qualche modo legato alla setta dei Tug, che è un altro argomento che infatti che poi non citerò, però di fatto viene sempre collegato, come appunto nel caso di Sandokan delle Due Tigri, l'ammutinamento alla rivolta di Tug come società segreta. Nell'approfondimento in realtà poi approfondendo l'argomento poi ho visto che in realtà la setta dei Tug, tutte questo lato oscuro, misterioso, e questi indiani che passano per il male assoluto, appunto come sempre in Indiana Jones i nemici sono generalmente i nazisti, quindi in qualche modo questi indiani vengono paragonati ai nazisti. Non è poi così, quindi non è poi così come nelle presentazioni che vengono sempre collegate a quello che gli inglesi chiamano l'ammutinamento del 57, e invece gli indiani chiamano la guerra di indipendenza indiana. E quindi a questo punto, da questo approfondimento, ho sviluppato una presentazione che poi adesso stasera avremo modo di approfondire insieme. Va bene, vuoi introdurre brevemente la questione a chi non è già edotto? Cioè, vuoi darci uno sguardo d'insieme sulla presenza Certo. britannica in India? Allora, guardando le immagini, abbiamo praticamente prima di tutto dobbiamo partire dalla nascita del dominio inglese in India. Il dominio inglese in India non nasce come il colonialismo europeo ottocentesco, dove uno Stato inizia a fare accordi con i capi locali e poi dopo colonizza, di fatto conquista le varie territori e trasforma gli stati in colonie, ma di fatto nasce in maniera un po' atipica, ovvero con un inizio di conquista commerciale. Nel 1600 gli inglesi fondano la East India Company, la EIC. La EIC è praticamente la capostipite di tutte delle multinazionali, in versione che potremmo dire caricaturale, cioè come se qualcuno appassionato di film dovesse pensare alla caricatura del capitalismo cattivo, penserebbe a Gordon Gekko in Wall Street. Ecco, per certi aspetti, per come poi per alcune cose in cui la East India Company è intervenuta, hanno dato un po', l'hanno un po' resa il simbolo comunque delle aziende con un grandissimo potere economico, con un grandissimo potere tanto da poter intervenire anche nelle sorti degli stati, e quindi comunque luci e ombre. Va considerato che la EI aveva durante il suo momento di massimo apogeo un esercito privato al proprio servizio che era più grande di quello dell'esercito inglese regolare, e questo prima e dopo le guerre napoleoniche, quindi comunque parliamo di veramente una superpotenza a tutti i livelli. La stessa East India Company è stata tra le cause delle guerre dell'oppio, quindi anche del crollo dell'impero cinese Manciù e di tutto quello che poi sarebbe seguito, e al tempo stesso è tra gli attori, in questo caso inconsapevoli, però comunque attori da un punto di vista economico, della rivolta del tè, che poi avrebbe causato la rivolta delle colonie americane e la guerra di indipendenza americana. Quindi una compagnia che la cui storia è corposa e comunque ha avuto un attivismo non indifferente. Dalla sua nascita, East India Company nasce appunto come compagnia volta appunto al commercio di spezie tra l'India e l'Inghilterra, poi nel corso istituendo di base commerciale in base commerciale, quella compagnia sviluppò invece un potere anche territoriale, che partendo dalla zona del Bengala, la zona attuale Bangladesh, la zona in assoluto più ricca della regione più ricca in assoluto del mondo. Basti pensare che l'India nel 1600, almeno stime ipotetiche, danno l'India come l'area, il subcontinente indiano, come l'area di produzione di un quarto del PIL mondiale.
e la regione in assoluto che a maggior ragione produceva più ricchezza era il Bengala, l'attuale Bangladesh. Quindi è quasi per certi aspetti ossimorici pensare che una delle aree che in questo momento non è tra quelle che se la passano meglio, e fosse nel 600, quando la compagnia dell'inglese si affaccia su questi mari, una delle regioni più ricche in assoluto di tutto il globo. La compagnia, appunto, nel corso del 600 sviluppa delle basi commerciali e poi man mano queste basi commerciali nel corso del 700 diventano proprio dei piccoli controlli territoriali. E questo avveniva tramite praticamente l'utilizzo sia di truppe mercenari europee, sia di truppe arruolate sul posto. Truppe sul posto che venivano chiamate sepoys o sepoi, immagine che abbiamo visto all'inizio della conferenza. Questi sepoi erano soldati appunto al servizio solo della Compagnia delle Indie. Questi sepoi praticamente erano di due tipi. Ecco, se nel corso della conferenza dovessi sbagliare gli accenti o sbagliare la pronuncia, scusatemi, ma purtroppo sia con l'Indi, cioè il linguaggio indù, e con l'Urdu, la versione persiana dei termini indiani, non sono così ferrato, quindi può darsi che legga la parola, ma al tempo stesso la sbagli nella sua pronuncia. Allora, tornando alle truppe che servivano la Compagnia delle Indie, le truppe che servivano la Compagnia delle Indie si chiamavano sepoi per quanto riguarda le truppe di fanteria, i cavalieri si chiamavano sowar o sovar. Questi soldati, di fatto, il termine 1 e termine 2, sia sepoi che sowar, praticamente significano soltanto soldato. La traduzione in italiano è soldato. Ed è un termine che deriva dall'Urdu, che è appunto la versione del persiano declinato nel continente indiano. Domanda che qualcuno magari si starà ponendo è: ma cosa c'entra la lingua persiana declinata nel continente indiano, che comunque va bene, sono zone relativamente vicine, ma in India non si parla persiano. Vero, ma all'epoca la lingua di corte dell'India era il persiano, perché dall'inizio del 1500 l'India era stata a poco conquistata dalla dinastia dei Moghul o Mughal, dinastia, l'ultima grande dinastia imperiale indiana, che partita appunto dall'Afghanistan aveva conquistato Delhi e da lì aveva creato l'impero, il proprio impero, e quindi di fatto, essendo una dinastia d'origine musulmana ed origine appunto nell'area dell'Afghanistan dove si parla una versione del dialetto persiano, il Farsi, appunto entrando in India e conquistando l'India, siano portati dietro la propria lingua, che è diventata lingua di corte, oltre ovviamente anche a tanti combattenti e soldati musulmani che poi, o aristocratici musulmani, che poi sarebbero diventati di fatto dei musulmani indianizzati. Tant'è che infatti è vero, c'erano già molte minoranze musulmane nel nord, soprattutto nel centro-nord dell'India, soprattutto perché di fatto c'erano già stati dei sultanati, dei regni, ma con l'avvento della dinastia Moghul e Mughal, la percentuale di residenti di regione musulmana era montata vertiginosamente, anche perché di fatto erano all'elite del potere indiano. La situazione in India, di fatto la Compagnia delle Indie era diventata di fatto, partendo dal controllo soltanto del Bengala, la Compagnia delle Indie, a partire dalla metà del Settecento, partendo dal controllo soltanto della regione di Calcutta, si era di fatto mano a mano, a macchia d'olio, sviluppata sul controllo di tutta l'India. Questo era avvenuto sia per l'espansione del commerciale, ma anche nello scontro con i francesi. Quindi era partita soltanto dall'attuale Bangladesh, per arrivare a metà dell'Ottocento a controllare di fatto tutto il subcontinente indiano, dall'attuale Pakistan fino praticamente alla Birmania.
e questo nell'arco di soltanto 100 anni. Le tappe erano state la battaglia di Plassey, in cui gli inglesi avevano sconfitto il Nababbo, cioè il governatore, la sovrano autonomo del Bengala, e la battaglia di Buxar, in cui gli inglesi avevano sconfitto nel 1765 l'esercito della dinastia Moghul, e grazie a quello avevano ottenuto il privilegio di riscuotere le tasse e di fatto di un controllo territoriale più ferreo. Il privilegio delle tasse, che in India si diceva il termine divan. Il divan, che, se a qualcuno viene in mente il termine, c'entra proprio col nostro divano, ma che di fatto è legato praticamente a una storia che magari approfondiremo in altra occasione. Sì, divan è persiano, turco? Divan è persiano, è un termine persiano antico, vuol dire registro in realtà, vuol dire registro. Poi di fatto, siccome per poeta transitiva, di fatto il termine divano è passato appunto dal contenuto al contenitore, cioè di fatto si è passati dagli scaffali dai documenti di registro agli scaffali che contenevano i documenti, alla stanza che conteneva i documenti. Dice, il registro è diventato il consiglio e dopo è diventato il divano da noi, perché il consiglio viene fatto sui cuscini. Viene fatto nella stanza del registro, viene fatto ovviamente comodamente su panche con cuscini, e qui da lì diventa il divano, e quindi da lì si sviluppa il nostro divano, che poi in origine vuol dire registro. La cosa interessante è che in polacco invece divan vuol dire tappeto. Però Beh, questo probabilmente perché è una cosa curiosa, bisognerebbe indagarla. Poi la indagheremo, anche perché ci sono degli aneddoti interessanti sul misunderstanding che avviene nella misura in cui si dice divano in polacco pensando di indicare il sofà, quando invece dice perché non ci sediamo un attimo sul divano e poi si siedono sul tappeto. La situazione è questa qui. Andiamo oltre, dai. allora, quindi dalla metà del Settecento la Compagnia delle Indie, e di fatto che poi mano a mano nel corso del Settecento, per una serie di riforme che erano avvenute all'interno della società inglese, era diventata sempre più controllata dallo Stato, perché ovviamente poi grande ricchezza, grande corruzione, grande potere, quindi ovviamente poi lo Stato arriva un po' a normare queste situazioni. La Compagnia delle Indie e poi mano a mano appunto il governo inglese hanno passato dal controllo del solo Bengala appunto a controllare l'intero estenso del subcontinente indiano. E quindi di Scusami un fatto attimo, scusami un attimo, precisiamo questa situazione. Allora, l'India viene governata come un dominio privato della Compagnia delle Indie, oppure è parte delle colonie della corona britannica? allora, inizialmente lì parte come un dominio privato degli azionisti della Compagnia delle Indie, e questo nella fase iniziale del 1600, inizio 700, metà del 700. Poi verso la seconda metà del 700 ci sono vari scandali di corruzione, tra cui anche lo scandalo di uno dei governatori e migliori generali inglesi in India, o meglio della Compagnia delle Indie in India, Robert Clive, che poi vengono processati per questa ricchezza spropositata che avevano acquisito in India, e quindi mano a mano il governo inserisce nel consiglio di amministrazione della Compagnia delle Indie delle persone di fiducia del governo stesso. Quindi mettiamo il caso che su 10 del membri del CDA, 5 fossero scelti dagli azionisti e altri 5 fossero scelti dal governo. Quindi mano a mano il governo inglese tende a mettere il controllo sulle Però, situazioni. però resta un ente privato. Resta un ente privato che però progressivamente nel corso soprattutto dell'Ottocento perde i margini di controllo politico, tant'è che poi verso la fine dell'Ottocento viene istituita la figura del governatore, del Settecento, pardon, viene istituita la figura del governatore generale, governatore che è scelto dalla corona, il consiglio amministrazione, vengono mandate anche truppe regolari dell'esercito britannico e non soltanto truppe mercenarie o punti se poi arruolati dalla
compagnia, e quindi mano a mano la compagnia perde il controllo, finché al termine poi di quello che poi approfondiremo adesso, dell'ammutinamento, la compagnia di fatto viene nazionalizzata e quindi cessa di fatto di avere il controllo effettivo sul subcontinente indiano. Allora, immaginiamola così: la Compagnia delle Indie, fino alla conclusione della grande rivolta del 1857, è una compagnia privata partecipata dallo Stato, i Esatto. cui utili però non appartengono, non sono pubblici. No, sono degli azionisti, e infatti per Sono degli quello azionisti. inizialmente dicevo che in qualche modo rappresentasse un po' l'estremo per certi aspetti, dell'azienda, dell'azienda con un potere enorme. Le sue azioni di lobbying all'interno del Parlamento inglese furono molte, e alla fine fecero sentire il proprio peso. Come dicevo prima, la guerra dell'oppio, la rivolta del Tea in America sono delle azioni conseguenti a delle azioni di lobbying della Compagnia delle Indie. E quindi l'esercito britannico viene impiegato a fianco di compagnie di mercenari private, per il vantaggio di una compagnia commerciale. Esatto, esatto, di fatto sì. Poi ovvio che queste truppe mano a mano rientravano in qualche modo, diventavano un po' quasi come una legione straniera, quindi nell'ottica degli inglesi, cioè non venivano vissute come delle truppe mercenarie come pensiamo noi. Cioè, noi oggi nel XX secolo abbiamo un'idea del mercenario che è un po' il cattivo, sempre il cattivo della situazione, il cattivo del film. Fino all'età napoleonica, quindi finché non ci furono gli eserciti nazionali, la figura del mercenario aveva tutta un'altra dimensione. Erano truppe specializzate, erano truppe di qualità, ma non godevano della cattiva fama che poi dopo siamo noi abituati a pensare in questi ultimi 200 anni. Ma Oppure che pensiamo come quelle medievali, insomma, erano delle truppe d'élite specializzate e anche fedeli. era possibile distinguere i reparti mercenari da quelli regolari, cioè i reparti britannici in India, che facevano capo allo Stato Maggiore Generale di Londra, chiamiamolo così, o chi per lui. Avevano la classica divisa rossa, e quelli, i mercenari, avevano un'altra divisa, un'altra bandiera, No, altri gradi. erano di fatto, avevano entrambi la giubba rossa, soltanto che le truppe appunto inglesi arruolate in Inghilterra erano praticamente come le truppe che vediamo nei film della rivoluzione americana, dei film napoleonici, quindi le classiche giubbe rosse, truppe regolari britanniche di stanze in India, sotto il controllo del governatore generale, che appunto, come dicevo prima, era una manifestazione della corona britannica. Poi c'erano le truppe che appunto pagate al servizio della Compagnia delle Indie, che erano appunto i nostri sepoi, truppe di origine indiana, addestrate all'europea, armate all'europea, con una loro divisa, anch'essa rossa, ovviamente con dettagli diversi dalle truppe regolari, però di fatto, a parte la provenienza etnica e alcune particolarità dei reggimenti, erano di fatto delle truppe tutte giubbe rosse. Cioè, praticamente lo stesso rapporto che c'è nel conflitto russo-ucraino tra l'armata russa e il gruppo Wagner. Wagner. Sì, più o Non li meno sì. distingui l'uno dall'altro, collaborano, hanno diversi ufficiali, ma sono coordinati da un medesimo Stato Maggiore. Esatto, tant'è che infatti quando poi Arthur Wellesley, il futuro duca di Wellington, combatté contro la Confederazione dei Maratti, che era l'impero che a inizio Ottocento di fatto aveva preso il controllo di buona parte dell'India, c'erano al suo servizio sia truppe di origini europee, quindi appunto truppe britanniche, sia i sepoi, ed entrambi combattevano sotto un generale che poi sappiamo tutti che è uno dei generali più famosi della storia britannica. Va bene? Interessante digressione. Continuiamo. Allora, quindi di fatto siamo passati da una situazione dove l'India era diventata praticamente un'unica colonia britannica. Quindi tutto bene, fine della conferenza. No,
la situazione di cosa potrebbe andare storto quando tutto va bene, gli inglesi sono contenti, la compagnia incassa, l'Inghilterra diventa sempre più ricca. A metà 800 eravamo comunque nella fase della rivoluzione industriale inglese. Cosa potrebbe Scusa, andare storto? ti interrompo un'altra volta, devi scusarmi, ma sono estremamente curioso. Quando si dice che la compagnia incassa, quanto incassa? Qual è il margine di profitto su? Ma allora, in realtà volevo usare come termine il paragone di un'altra compagnia per darvi comunque l'idea, perché comunque la compagnia delle Indie Britannica era una compagnia insieme era espressione ovviamente dell'Inghilterra, ma altre nazioni avevano istituito delle proprie compagnie commerciali. L'Olanda aveva sviluppato una propria compagnia che poi aveva dato origine all'impero olandese nella zona dell'Indonesia. La stessa Austria aveva per un periodo nel Settecento sviluppato la propria compagnia commerciale, compagnia che ha avuto una vita brevissima, non ha fatto niente di interessante, però Non era la tutte. compagnia di Ostenda, si chiamava Sì, forse? esatto, era la compagnia di Ostenda, quindi tutte le nazioni europee tra il 6 e il 700 con un certo peso e con volontà di potenza commerciale avevano sviluppato delle proprie compagnie commerciali, eccezione fatta per la Spagna che ovviamente aveva già sviluppato nel 1500 un proprio impero coloniale e non aveva mai sviluppato delle compagnie commerciali, ma a parte il caso spagnolo e portoghese, tutte le altre nazioni che avevano voglia di affacciarsi al ricco mercato dei commerci internazionali lo facevano non direttamente, ma per espresso di compagnie private, quindi compagnie dove dei finanziatori privati non era lo Stato che rischiava in caso di insuccesso, ma erano appunto dei privati che si impegnavano ovviamente guadagnandoci in caso di ci fossero dei dividendi, a rischiare il capitale commerciando invece dello Stato direttamente. La compagnia in questo caso volevo prendere come esempio non la compagnia dell'India inglese, la East India Company inglese, ma volevo prendere come esempio la VOC, la compagnia commerciale delle Indie olandesi, e di fatto volevo citare che, I tanto per fare un terribili, esempio, i terribili gentiluomini della VOC. i terribili gentiluomini della VOC, e tanto per fare un esempio, nell'anno in cui la compagnia ebbe maggior successo, che era il 1610, il rendimento della VOC ebbe un appunto del 132,5%. E nel corso della sua storia la VOC durò dal 1602 al 1799, quando venne soppressa, quando poi venne sciolta, ebbe in media, considerando anche gli anni, come soprattutto nella fase finale in cui ormai era prossima la chiusura, ebbe una media secca del 23% di incassi. C'è un utile del 23%, un utile netto Sì, del 23% ogni sì, anno. fatto su tutta la sua storia, cioè dal 1602 al 1799. Certo, magari nel 1799 avrà preso zero perché ovviamente erano della chiusura. Questo ovviamente è una media matematica fatta su tutta la sua storia, prendendo appunto la punta del 132,5% del 1610 e le punte di anni invece in cui dimagra. Quindi immaginando che la compagnia delle Indie Britannica avesse un margine di profitto simile, o pressappoco simile a quello della VOC, possiamo immaginare, non so, un 25%, 20% di profitti annui. Beh sì, basta pensare alla ricchezza che poi si riversò in Inghilterra tra l'8 e il 900 e quindi basta solo pensare che tutta quella ricchezza che appunto rese l'Inghilterra la nazione più prospera di inizio Novecento veniva appunto scavata dall'impero coloniale, ma in particolare dal subcontinente indiano. Cioè, se hai un margine di profitto del 20% sul capitale, vuol dire che investendo 1.000 euro oggi, in capo a 10 anni, te ne sono rientrati, hai raddoppiato il capitale. Infatti, se pensiamo che l'Inghilterra che ne so, nel 500 non poteva, nel 400 era appena uscita le guerre delle due rose ed era un'azione messa un po' all'angolino, se poi pensiamo che è diventato lì un impero enorme con una ricchezza incredibile, la sterlina tuttora gode di un prestigio internazionale non indifferente, tutto questo prestigio e questo potere economico di cui tuttora la City di Londra gode,
ha un'origine appunto legata a questo sviluppo di questo tra del 6, 700, 800 di una corta politica commerciale. E investendo 100.000, no, 200.000 euro, avresti una rendita mensile di 2.000 euro. Non è male. Una rendita mensile di 2.000 euro, e nel caso decidessi di tirarti fuori una rendita mensile perpetua, un vitalizio fondamentalmente, di 2.000 euro, e nel caso decidessi di tirarti fuori ti ripagano a Ventilazioni. capitale per intero. Ventilazioni. Poi certo, l'East India Company ha avuto anche dei momenti di magra, ci sono state delle crisi, ha avuto anche delle crisi economiche, ha avuto verso la fine del Settecento, se non ricordo male, tipo nel 1772-73 ha avuto un momento di crisi economica che l'aveva portata quasi in stato di insolvenza. Certo, però comunque gli azionisti avevano nel frattempo incassato dei dividendi in precedenza e quindi avevano anche un potere di pressione sul Parlamento non indifferente. Parliamo comunque degli alti ranghi della società britannica dell'epoca. Molto 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 interessante e molto molto redditizio. Andiamo oltre. Ecco, quindi di fatto era diventata una superpotenza e quindi era tutto tranquillo. Cosa potrebbe andare storto? Cosa potrebbe andare storto? Come in tutte le belle storie, c'è sempre un po' di... come quando nelle catene di montaggio si sviluppano le cose, bastano tanti granelli di sabbia e la catena di montaggio si inceppa. Quindi, come mai quindi gli inglesi, l'India tranquilla, governata dagli inglesi, però iniziano a crearsi delle situazioni un po' negative. In questo caso alcune sono praticamente delle scelte politiche, altre sono di fatto degli errori sistemici che si sviluppano nel corso di ogni governo. Per quanto riguarda l'aspetto agricolo, possiamo citare il Permanent Settlement Act. Praticamente era una legge che aveva lo scopo di imporre una tassazione fissa sul mercato agricolo della zona del Bengala e quindi doveva garantire degli introiti costanti fiscali. Questa riforma in realtà ebbe degli effetti negativi perché costrinse prima di tutto mandò in bancarotta molti proprietari terrieri indiani, perché ovviamente come chiunque si occupi di agricoltura sa, ci sono delle annate più buone e delle annate meno buone, e quindi se tu metti un'imposizione fiscale fissa, magari in un'annata in cui il tuo terreno ha prodotto il 100%, nessun problema, ma nell'annata in cui il terreno è andato in carestia perché non ha piovuto o piovuto troppo e quant'altro, le tasse in questo caso mandano in bancarotta i proprietari. Quindi questo uno. Due, appunto i proprietari, per tutelarsi, iniziano a creare delle culture che sapevano sarebbero state esportate e comprate con facilità dagli inglesi, vedasi cotone, juta, insomma prodotti per l'industria tessile, però di fatto questo aveva un'altra conseguenza negativa che riduceva di fatto la disponibilità di beni invece primari per l'alimentazione. Quindi in caso appunto citando prima di carestia, non so ci sarebbe stato il problema della carestia naturale, ma anche del fatto che una parte dei terreni che in precedenza erano votati alla produzione, per motivi fiscali erano dedicati invece a beni non edibili. Risultato, quindi questa riforma generò povertà diffusa e quindi iniziò a creare un malcontento soprattutto nel settore dei proprietari terrieri, che generalmente, soprattutto in questa fase della storia dell'India, appartenevano spesso all'aristocrazia islamica che era venuta al seguito della dinastia Moghul. Poi, tra l'altro, se non ricordo male, questa impostazione economica finirà col provocare un'infinità di carestie in India. Le esatto, carestie di basta. epoca britannica sono endemiche, tra l'altro dati i numeri indiani, con milioni di vittime. Esatto, quindi questa impostazione fiscale, che è un'impostazione fiscale in realtà vecchia, perché di fatto riprende un po' il concetto anche dell'imposizione fiscale dell'impero romano, dove praticamente si dava il budget dell'anno e poi doveva essere preso da tutto l'impero. Però questa impostazione fiscale
essendo molto rigida, avendo praticamente imponendo degli incassi fissi alle province, rischia poi, soprattutto se non il potere centrale non si dimostra flessibile in occasione di calamità, rischia appunto di generare dei contraccolpi e da un lato dei problemi sociali e dall'altro dei problemi economici a lungo termine. Basta dire che appunto la regione più ricca del subcontinente indiano, il Bengala, oggi non è tra quelle che se la passino meglio. E a tal proposito, facendo un rapido controllo in rete, vedo il numero di carestie nel subcontinente indiano sotto mandato britannico delle compagnie delle Indie orientali. Abbiamo la grande carestia del Bengala, con un numero di morti compreso tra i 2 e i 10 milioni. La grande carestia di Calisa, 11 milioni di morti. Carestia di Bara o carestia del Teschio del 1791, 11 milioni di morti. La grande carestia di Agra del 1837, 1 milione di morti. Ovviamente sono tutte stime. La carestia dell'Alto Doab del 1860, 2 milioni di morti. Carestia dell'Orissa, 1 milione di morti in Orissa e circa 4-5 milioni nell'intera regione. La carestia del Rajaputana, 1 milione e mezzo di morti. Carestia del Bihar del 1873, 1878, 1896, 1900, 1943, 1944, l'ultima, che è quella forse più famosa per via della Seconda Guerra Mondiale. Esatto, quindi di fatto il poema è da un lato un'impostazione fiscale rigida, che ovviamente costringe i proprietari terrieri a tararsi su coltivazioni redditizie, che generalmente non sono le coltivazioni alimentari, non sono le mele, le pere, le coltivazioni redditizie, sono coltivazioni a volte destinate a prodotti industriali, però appunto di contro coltivazioni per prodotti industriali sono coltivazioni che poi non sfamano la gran massa della popolazione e in caso di Non era crisi mica... Veniva ricordato anche nel film Gandhi, se non ricordo male. A un certo punto lui andava a visitare una comunità rurale poverissima dove letteralmente stavano facendo la fame, ma non poteva essere diversamente perché l'amministratore britannico di quei territori coltivava indaco. Esatto, quindi che è appunto un bene non alimentare. Quindi a questo punto però di fatto il rischio, in questo caso tu hai citato un proprietario terriero che era britannico, ma nel caso il proprietario terriero fosse stato indiano, aveva il rischio ovviamente di perdere anche la propria terra e di ritrovarsi a sua volta ridotto in stato di povertà. Magari il proprietario terriero britannico era un investitore, quindi dal suo punto di vista, se gli fosse stato male l'investimento, poteva anche un po' disinteressarsene, viceversa, magari tanti proprietari indiani vennero ridotti in miseria e quindi furono anche loro tra come si può dire, il substrato sociale che era in ebollizione prima della rivolta. Altre cose che poi generarono malcontento e comunque stavano inceppando un po' il meccanismo del rapporto, di un rapporto positivo tra colonizzatori e colonizzati, un rapporto positivo che non può avvenire, ma che al tempo stesso si può cercare di non rendere veramente odioso, erano praticamente altre impostazioni filosofiche che stavano venendo portate avanti dai vari governatori inglesi. Tra queste possiamo citare quella che poi viene semplicemente chiamata la dottrina dell'estinzione. In questo caso il governatore immediatamente antecedente la rivolta dei Sepoy, ovvero la rivolta degli indiana, James Bar Ramsay, marchese o barone adesso Dalhousie, questo governatore, intriso di principi comunque di volontà di occidentalizzazione e di sviluppo dell'India, e nella sua ottica di modernizzazione, in realtà causò molto, molto malcontento perché di fatto nel suo tentativo di modernizzare velocemente l'India e portarla secondo lui agli standard britannici, in realtà si mosse un po' come un elefante in una cristalleria. Quindi ovviamente da un lato si mise a combattere certe tradizioni indiane, ad esempio famosa è il disprezzo,
la lotta che gli inglesi fecero contro la tradizione del cosiddetto sati, che era quello quando le donne si buttano sulla pira funeraria del marito defunto. Non so se qualcuno gli viene in mente, nel Giro del Mondo in 80 giorni, Phileas Fogg, il protagonista, conosce la sua futura compagna, salvandola appunto da questo rito. Quindi di fatto, questa citazione romanzesca dice lunga su come venisse visto negativamente questa cosa dal punto di vista occidentale e britannico, soprattutto appunto con i colonizzatori. Di fatto però questa, che è l'esempio simbolico di comunque una sorda lotta con alcune tradizioni ormai conclamate dell'India, generava malcontento e fastidio della popolazione indiana verso gli inglesi. In più, appunto, questo governatore, Dalhousie, impose praticamente quella che è la cosiddetta dottrina dell'estinzione, ovvero sia che quando un principe indiano di uno stato, in questo caso alleato, colonizzato, controllato dalla compagnia, fosse morto privo di eredi maschi diretti, lo Stato sarebbe stato avvocato al controllo diretto della compagnia, e ovviamente questo generava due problemi. Primo, le famiglie reali che si trovavano, dei cugini, dei parenti, dei figli adottivi che si trovavano defenestrati dal proprio regno, ovviamente la prendevano molto male e ovviamente avevano una voglia di rivalsa e di vendetta nei confronti di chi li aveva cacciati dal loro legittimo trono. Secondo, anche l'aristocrazia di ciascuno Stato aveva appunto, si trovava dalla sera alla mattina di fatto a spasso, perché dobbiamo pensare che dietro ogni Stato c'è anche la propria burocrazia, ma se manca il re, lo Stato viene assorbito dalla compagnia, è la compagnia che a quel punto gestirà la burocrazia e il potere dello Stato stesso, e quindi la corte di tutta la gente che prima viveva nell'ambito della corte regale, di quei vari principati, si trova dalla sera alla mattina povera e quindi di fatto altra gente che a sua volta aveva istinti di vendetta e appunto di volontà di cacciare gli inglesi dall'India. In più, sempre nell'ambito della mancanza di tatto degli inglesi verso le tradizioni indiane, che poi lo vedremo successivamente anche nell'ambito della rivolta dei Sepoi, gli inglesi nel 1855-56 istituirono un nuovo regolamento per le truppe appunto, di origine indiana, che prevedeva che le nuove reclute avrebbero avuto la possibilità di essere spedite anche su fronti militari lontani di fatto dall'India stessa. Questo è una tradizione che di fatto va a cozzare con un'idea induista, con una tradizione induista che è il cosiddetto Kalapani, che è il divieto, in mancanza di abluzioni e di riti purificatori, di attraversare il mare, a meno che questa cosa, perché di fatto impedisce alla persona di fare i propri riti nel sacro fiume Gange. Quindi di fatto questo elemento... Ci sono poi realizzati i casi di truppe coloniali dell'East Indian Company spedite a combattere fuori dal subcontinente? Allora, che mi venga in mente no, sinceramente, perché sì, ci saranno poi truppe indiane che andranno a combattere in giro per tutte le guerre dell'impero britannico, ma prima del 1857 sinceramente non mi viene in mente nessun caso di truppe dell'East India Company che vadano a combattere in fronti che non fossero appunto sempre nell'ambito indiano, anche perché di fatto fino alla metà dell'Ottocento di fatto le truppe della Compagnia delle Indie erano impiegate per guerre all'interno del continente indiano. L'ultimo grande stato indiano che possiamo definire in qualche modo indipendente, l'impero Sikh, era stato assorbito dalla Compagnia delle Indie soltanto nel 1849, e prima di allora erano stati assorbiti vari altri stati, quindi le truppe coloniali britanniche erano state sempre impegnate nel fronte interno.
Però di fatto dobbiamo cararci nella realtà di metà 800. Nel 1856 era scoppiata la seconda guerra dell'oppio, e quindi gli inglesi avevano bisogno, in questo caso considerando l'India pacificata, era molto comodo spostare qualche reggimento e portarlo a combattere in Cina, che è molto più vicina l'India alla Cina, che trasferire truppe dalla madrepatria inglese in Cina. E quindi a quel punto diventava il regolamento del trasferimento delle truppe indiane diventava di fatto una realtà imminente, anche perché gli inglesi dicevano non avevano più bisogno di combattimenti interni. Una volta che c'erano truppe di presidio e la minaccia russa era stata contenuta dalla guerra di Crimea, non avevano bisogno di mantenere truppe statiche pagate inutilmente. Interessante. Allora, proviamo a ricapitolare un attimo la situazione. Allora, abbiamo abbiamo una modernizzazione forzata del tessuto economico indiano. Sì. Con 4 carestie e 25 milioni di morti spannometricamente stimati. Abbiamo l'inimicizia delle aristocrazie Case indiane. regnanti defenestrate. Case regnanti, aristocrazie, perché poi se una casa regnante viene defenestrata, non so quanto i nobili sottoposti a quel casato mantengano i loro privilegi. Per cui case regnanti, aristocrazia sul piede di guerra per via della dottrina dell'estinzione e di fatto l'esproprio dei vari principati o regni indiani. Abbiamo il disprezzo per le religioni e le tradizioni indiane, e in ultimo abbiamo detto il Kalapani, c'è quindi la possibilità per le truppe coloniali di essere, la possibilità, poi non la certezza, ma la possibilità di essere trasferiti fuori, lontani da casa, esatto, impiegati quindi, in teatri bellici esterni. Esatto, e questo già magari uno non ha voglia di andare a rischiare la pelle. Se poi deve andare a rischiare la pelle in zone lontane e appunto avevano anche questi scrupoli comunque di origine religiosa, ovviamente questo generava malcontento nella truppa. In più, al tempo stesso, gli inglesi all'epoca avevano una filosofia, molta della dirigenza britannica aveva una filosofia volta anche all'occidentalizzazione, all'inglesizzazione dell'India, che in parte ha avuto successo, perché oggi l'inglese di fatto è una seconda lingua nel subcontinente indiano, e quindi questo fa parte anche di questo ragionamento portato avanti dal governo coloniale dell'epoca. Ma al tempo stesso questo tentativo di inglesizzazione forzata generava malcontento. Mi viene in mente ad esempio uno dei vari aedi di questa inglesizzazione dell'India, che era il Thomas Babington, barone Macaulay. Lui era una grande appassionato di antica Roma, citava sempre il passo di Tacito in cui i capi tribù indiani i capi tribù britannici, convinti da Agricola, si romanizzavano, e quindi lui prendeva l'esempio di questo passo di Tacito per dire: bene, se i romani sono riusciti a romanizzare i capi tribù britannici e a trasformare appunto l'Inghilterra in una parte dell'impero, perché non possiamo anche noi a nostra volta, forti della nostra cultura, delle nostre capacità, inglesizzare come i romani fecero con noi? Beh, dal suo punto di vista poteva avere anche un senso. Sì, infatti dal suo Anche punto di vista se aveva un senso. stavo ragionando sul costo solo, adesso sono rimasto impressionato dal numero di carestie e dalla quantità di morti, che la modernizzazione forzata dell'India ha un costo umano che francamente mi ricorda quello dell'industrializzazione forzata dei piani quinquennali sovietici. Hai fatto diventare la Russia una potenza industriale al prezzo di qualche milione di morto di lavoro forzato. Più o meno sì, di fatto Così. questo era quello che... E quindi tutte queste situazioni appunto generavano un malcontento diffuso sia tra l'aristocrazia, tra la truppa e tra la popolazione. Quindi di fatto
tutti i corpi della società indiana avevano in qualche modo in gestazione la volontà di, ovviamente oltre al semplice desiderio della libertà, la volontà di cacciare gli inglesi dal loro suolo. Cioè l'India ha il mal di pancia e l'Inghilterra non se ne accorge. L'Inghilterra sottovaluta in realtà. L'Inghilterra comunque in qualche modo si accorge del malcontento, alcuni sì, alcuni no. Di fatto mi viene in mente il caso di una lettera che aveva scritto un ufficiale britannico che di fatto definiva gli indiani come persone felici e contente della loro condizione. Quindi di fatto sì, possiamo dire che l'Inghilterra vide alcune criticità, ma le sottovalutò di fatto non considerando che in realtà stavano mettendo la benzina nel forno, Che dice nel forno a fuoco. Il Villico mi sorride, non era un sorriso, stava digrignando i denti. Esatto, sì, di fatto c'è proprio questo passaggio, persone mansuete e felici della propria condizione, quindi di fatto gli inglesi, magari qualche ufficiale vedeva delle situazioni un po' a rischio, ma sì, va bene, fa parte un po', è ovvio che sono colonizzati, non sono di certo contenti, la prendevano un po' con filosofia. Mhm. In più, Va bene. immediatamente nel 1856, ulteriore colpo che aveva creato ulteriori condizioni di malanimo, sempre in ambito dei datori dell'estinzione, era stato assorbito lo stato della Wad o Ud, stato che praticamente si trova a nord-ovest del Bengala. In questo stato, che era stato assorbito nell'ambito del governo britannico, non perché fosse decaduta la linea legittima di successione, ma perché di fatto veniva ritenuto governato male, ma il problema è che da questa regione venivano moltissimi dei soldati che componevano i reggimenti dei sepoi. Quindi di fatto, tornando a casa, molti di questi soldati avevano le proprie famiglie, i propri parenti, i propri conoscenti che si trovavano in una situazione di stato conquistato o addirittura di gente mandata in rovina da questa conquista britannica. E questo avvenne nel 1856, esattamente l'anno prima del grande ammutinamento. In più, sempre nell'ambito del malanimo che poteva covare soprattutto nei ranghi dell'esercito, bisogna considerare che nel 1839 gli inglesi avevano invaso l'Afghanistan. La guerra si è rivelata per l'Inghilterra un disastro, perché di fatto la colonna principale, quella di Kabul, era stata annientata dagli afghani, ma quello che in questo caso tocca molto le truppe coloniali al servizio della Compagnia delle Indie, molti ufficiali inglesi avevano di fatto abbandonato i propri soldati nelle mani degli afghani, cioè erano semplicemente scappati, lasciando i propri reggimenti, i propri reparti senza ordini in balia degli afghani, che ovviamente cercavano vendette fantasiose contro gli invasori. E quindi molti dei reggimenti che poi successivamente si ribellarono nel 1857 avevano membri oppure avevano combattuto durante la guerra afghane, che erano avvenute 10 anni prima di fatto, 10-15 anni prima. E a questo punto veniamo a quello che poi sarebbe stata la scintilla effettiva della rivolta. Vi presento il fucile Enfield Pattern modello 1853. Questo fucile, in dotazione all'esercito regolare britannico, doveva essere poi adottato nel 1857 anche dalle truppe dei sepoi al servizio della Compagnia delle Indie. Piccolo problema, corse voce che le pallottole che poi dovevano essere inserite nel fucile avesse una cartuccia che fosse ingrassata con grasso di vacca o grasso di maiale. Ora, giusto piccolo promemoria, per gli indiani uccidere una vacca non è una cosa molto 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 mal vista, e per i musulmani consumare maiale è una cosa altrettanto mal vista. Quindi di fatto circola voce che
sarebbe stato dato ai musulmani le pallottole con le cartucce ingrassate con grasso di maiale e alle truppe indiane cartucce ingrassate con grasso di vacca. Questa è una voce che si è iniziata a diffondere a inizio del 1857. L'aneddoto racconta che un lascar, di fatto un paria, una persona di casta molto bassa, mentre stava dando da bere alle truppe seppoi in un momento di riposo, venne un po' svilaneggiato da un soldato di casta superiore che gli disse: io non posso bere dalla tua stessa coppa perché condividendo la stessa coppa diventerei anch'io una persona di casta inferiore o impuro come te. Questo servitore, magari un po' toccato sul vivo o chissà per quale altra ragione, rispose: ma non ti preoccupare, entro pochi mesi sarete tutti come me, quindi fatti tuoi, non bere dalla mia coppa, ma tanto tra un po' sarai anche tu una persona di casta impura. Perché sta per arrivare questo fucile con le cartucce ingrassate da animali che ti renderanno impuro. Questa voce da gennaio 1857 iniziò a correre per i vari reggimenti e quindi generò una forte inquietudine all'interno delle truppe indiane in servizio alla compagnia. Gli inglesi, anche una volta, sottovalutarono un po' la questione. Anziché rispondere con un po' di buonsenso: ma scusate, cari soldati, saremo mica tanto fessi da dare a un indiano la pallottola ingrassata con grasso di vacca e a un musulmano la pallottola ingrassata con grasso di maiale, giusto per farvi arrabbiare. Non avevano potuto dire: scusate, agli indiani il maiale e ai musulmani la vacca, che ciascuno dei due non si sarebbero fatto problemi. Anziché ragionare un po' con buon senso, gli ufficiali inglesi, che generalmente non erano ufficiali di carriera dell'esercito, ma erano ufficiali spesso o con buone conoscenze e buoni parenti altolocati, oppure gente che aveva ottenuto il grado per anzianità, risposero dicendo: o così oppure tanti saluti, siete degli insubordinati e quindi vi prenderemo come tali. Quindi anziché rispondere con buon senso, gli inglesi, rispondendo: no, no, fate come vi dico e che cosa dite, fate pure quello che volete, generò ulteriore conferma che le voci che circolassero all'interno dei vari reggimenti fossero vere. In più, altri ufficiali invece Bisogna anche risposero: ah, vedere, ma qualora avessero detto il contrario, bisogna vedere che credibilità avevano, perché la domanda è: ma ti fidi tu di un inglese? esatto. Ma infatti a un certo punto Cioè, poi gli tu inglesi puoi dissero: anche vabbè. smentire, tu puoi anche smentire la cosa, ma molte volte la smentita viene presa per una missione di colpa. Infatti poi fu proprio quello che avvenne, tant'è che a un certo punto, da un lato appunto la smentita venne presa come una conferma che l'Iceria fosse vera, dall'altro altri ufficiali dissero: ma vabbè, che poi mi avete truppe, ingrassatevi le pallottole a casa vostra. E allora a quel punto alcuni dissero: ah, allora se le pallottole devo ingrassarmi a casa mia, vuol dire che le pallottole che mi vengono passate dall'esercito sono effettivamente ingrassate con il grasso di animali che mi renderanno impuro. Quindi di fatto, così facendo, in realtà, anziché gli inglesi sono spesso bravi nelle comunicazioni sottili, in questo caso peccarono veramente di negligenza assoluta e anziché stemperare le inquietudini dei soldati, con le loro risposte non fecero altro che confermare spesso i sospetti delle truppe che già erano malcontente. E quindi, e qui arriviamo all'incidente di Mangal Pandey del 29 marzo del 1857. Quindi ne faccio un errore di battitura nella presentazione. Mangal Pandey era un seppoi un soldato semplice del 34esimo reggimento di stanza Barrackpore. Barrackpore è una città che si trova nel Bengala al confine col Bangladesh. Niente, questo soldato a un certo punto, nel corso del 29 marzo, prese le proprie armi e iniziò ad andare un po' a caccia all'europeo.
sparò contro un tenente che era andato a cercare di capire le motivazioni di questa sua rivolta, non lo uccise, il tenente a sua volta sparò, mancò il soldato, ci fu una colluttazione in cui intervenì anche un sergente inglese, un caporale dei sepoi indiano e un altro sepoia in aiuto a Mangal Pandey. Di fatto poi sia il Sepoi ribelle che il Mangal Pandey vennero immobilizzati dagli inglesi e poi entrambi i due ribelli verranno processati e impiccati. La cosa che però fa specie Tra è come l'altro, tutti. sì, voglio ricordare semplicemente che Mangal Pandey è il protagonista di un film indiano, Mangal Pandey The Rising, del 2005, da cui noi abbiamo tratto l'immagine di copertina di questo video. Dovrebbe essere disponibile tranquillamente su YouTube, per cui se qualcuno vuole vedersi un film indiano su Mangal Pandey, si ferma con la sua esecuzione, finisce con la sua esecuzione, dovrebbe trovarlo abbastanza facilmente. E di fatto il Mangal Pandey non si sa se si sia stato spinto dai propri commilitoni o l'abbia fatto suo sponte. Alcune testimonianze dell'epoca dicono che in realtà quando poi i suoi commilitoni non intervenirono a dargli manforte contro il sergente, il tenente britannico, la sua risposta fu: ma come? Siete tutti d'accordo con me? Insomma, il senso della frase fu: siete tutti d'accordo con me, perché non venite a darmi manforte? In realtà tutti i membri dei soldati presenti nel corso di questa sparatoria scazzottata furono degli spettatori, cosa che infatti poi gli inglesi punirono, perché infatti quando poi catturarono, processarono e impiccarono Mangal Pandey, tutti i membri del 34esimo reggimento che presenti in quell'occasione vennero mandati a casa e congedati con disonore, in quanto non avevano fermato quello che per gli inglesi appariva come un pazzo disertore. Questi soldati ovviamente già in fase di inquietudine per la questione delle pallottole, in più bistrattati e trattati come disertori, mandati a casa senza stipio dagli inglesi, saranno anche loro tra gli attori della rivolta contro il dominio britannico. Come il clima in azienda è teso, la cosa migliore da fare è licenziare in blocco le maestranze. Esatto, e questo, infatti, come dicevo prima, siamo abituati a pensare agli inglesi come dei gran volponi. In questo caso, soprattutto per come gestiscono le fasi iniziali della rivolta, peccarono veramente di ingenuità e leggerezza e di fatto, anziché placare gli animi, non fecero altro che continuare a buttare benzina sul fuoco. Un altro reggimento che era entrato in fase un po' di sommossa a febbraio del 1857, il 19esimo, anch'esso era stato, dopo che comunque si era un po' lamentato dell'arrivo delle nuove pallottole e si era rifiutato di operare i nuovi fucili, anche questo reggimento era stato semplicemente mandato a casa, trattato un po' meglio perché era stato mandato a casa, congedato senza disonore, però comunque è sempre stato mandato a casa e quindi licenziato dalla compagnia e dal governatore generale. E soprattutto questo veniva fatto, va ricordato che i sepoi erano indiani indù o indiani musulmani, ma generalmente erano gente che non era di casta bassa, non erano dei poveracci, per quanto indiani erano bramini o kshatriya, guerrieri, cioè era comunque gente comunque con un certo amor proprio, un certo orgoglio, anche comunque, e questo per quanto riguarda la fanteria. I cavalieri, i sowar o sowar, erano praticamente comunque gente piccoli borghesi, gente comunque benestante. Un cavaliere, anche nell'immaginario collettivo, non è uno che sta male come situazione economica familiare, quindi essere trattati a pesciate in faccia cozza anche con l'amor proprio di questi soldati e quindi infatti saranno tutti reggimenti e tutte persone che poi entreranno a menare le mani nel corso della rivolta. Quindi Okay. questo è insomma, è la miccia della rivolta. Successivamente la rivolta si espande a macchia d'olio anche in altri baraccamenti, ovvero in altre caserme
L'impiccagione di Mangan Pandey provocò molto malcontento nelle file dei Sepoy, anche perché Mangal Pandey venne visto dai propri colleghi come una persona che in qualche modo un alfiere, uno che portava avanti una causa che tutti condividevano, perché era questa questione delle pallottole che rendevano i soldati di fatto impuri era molto sentita, quindi il trattamento negativo all'impiccagione di Mangal Pandey e la liquidazione, il licenziamento con disonore del reparto venne vissuto molto male dagli altri soldati. Poi certo, Mangan Pandey aveva sparato al proprio ufficiale, aveva sparato al sergente, certo anche lì gli inglesi avevano da un punto di vista di codice militare, avevano delle ragioni di ritenere questo soldato insubordinato e punirlo. Però la causa profonda che aveva spinto questo soldato a ribellarsi restava valida e al tempo stesso era una causa condivisa da tutto il resto della truppa. Arriviamo a Meerut. Meerut era il campo trincerato più importante del centro-ovest dell'India, dove praticamente si trovavano circa 5.000 uomini, di questi 2.500 circa erano appartenenti a Sepai, mentre invece circa 2000 erano invece truppe europee, inglesi pure, insomma, truppe britanniche. Quindi di fatto gli inglesi non si aspettavano affatto una rivolta in considerazione del fatto che praticamente quasi la metà dei soldati presenti appartenessero all'esercito regolare. Eh, Però invece il 9 maggio la rivolta attecchì anche in questo campo trincerato. Il terzo reggimento di cavalleria del Bengala, appunto, in questo caso il reggimento di Sowar, venne obbligato ad adoperare il nuovo fucile. I soldati ovviamente si rifiutarono, si ribellarono, vennero disarmati e imprigionati e puniti per questo. Però questo fatto generò invece la rivolta del resto dei reggimenti presenti. Questo perché, prima di tutto, i soldati in qualche modo congedati con disonore a febbraio e a marzo, nel frattempo avevano girato per l'India, avevano in qualche modo, con la propria testimonianza fisica, in qualche modo rinfocolato e attizzato la situazione di malcontento. E al tempo stesso vedere il ragionamento che poi iniziavano a fare i vari soldati presenti al servizio della compagnia era: ma oggi a loro, ma domani toccherà a me, perché ovviamente se tutti i soldati che iniziano ad operare il fucile vengono poi trattati in questa maniera, che senso ha che io resti disciplinato fin tanto che poi non mi verrà dato da usare il fucile, che poi a mia volta dovrò ribellarmi anch'io? Tanto vale mi ribelli subito. Quindi di fatto il concetto dell'oggi a me domani a te fu poi quello che spinse gli altri due reggimenti, l'11° e il 20° presenti a Meerut, a ribellarsi, i propri ufficiali, ucciderne alcuni e a liberare i prigionieri del terzo cavalleria, che nel frattempo erano stati consegnati in fortezza, ovvero in prigione. La rivolta appunto scoppiò nel campo, le truppe inglesi ebbero la fortuna di non soccombere subito all'attacco dei ribelli. Questo anche per uno di quelle dei fattori di fortuna che a volte capitano. Tecnicamente c'era un orario in cui le truppe dovevano riconsegnare in armeria il proprio fucile, quindi essere disarmati. Quel giorno, per n motivi, ci fu un ritardo di un quarto d'ora, 20 minuti nella riconsegnare le armi, quindi quando i reggimenti si ribellarono, gli inglesi erano ancora armati e quindi non vennero sopraffatti.
Quindi ebbero un colpo di fortuna, insomma, in questo caso il resto delle truppe europee presenti nel campo di Meerut. In ogni modo, dopo aver comunque ucciso qualche ufficiale, avere comunque essere dopo un momento di scontro con il resto delle truppe presenti britanniche, i Sepoi ribelli iniziano a marciare e ad andare verso Delhi, perché Meerut è relativamente vicino a Delhi, dove risiedeva il sovrano Moghul, e quindi le truppe ribelli iniziano appunto a marciare verso Delhi, uccidendo i cittadini britannici che incontravano per strada e le truppe al servizio della compagnia, inneggiando a una ribellione più generale. In questo caso le truppe arrivano da Tra Delhi. l'altro, scusa, Sì? questa ribellione è un fenomeno interreligioso, cioè riguarda sia i musulmani che gli indù. Certo, in questo caso un fenomeno interreligioso, perché ovviamente la questione del pallottole veniva vista sia come fastidiosa appunto per gli indiani che per i musulmani, anche se però nella logica degli inglesi per certi aspetti, e per quello che ho potuto anche un po' leggiucchiare, la cosa, e gli inglesi percepirono la rivolta principalmente sia come una cosa di carattere nazionale. Ed è vero, perché di fatto assunse poi di fatto delle caratteristiche di una rivolta nazionale, però di fatto una buona parte degli attori delle forze motrici della rivolta, gli inglesi lo videro nell'elemento musulmano, che di fatto era l'elemento che deteneva le leve del potere. L'aristocrazia era per lo più di etnia musulmana, l'imperatore stesso, che poi dopo diventerà il simbolo della rivolta, era di religione musulmana, quindi alcuni dei comandanti più famosi o comunque delle regioni più ribelli erano regioni comunque con un'alta percentuale di credenti, di credenti islamici. Quindi gli inglesi un po' percepirono l'elemento islamico come un motore molto importante in questa rivolta, tant'è che poi quando approfondiamo anche le conseguenze, una delle controazioni degli inglesi fu cercare di approfondire il più possibile il divario tra l'elemento induista e l'elemento musulmano, perché ovviamente per evitare che si ripetesse una situazione dove entrambe le religioni, i membri delle ciascuna regione collaborassero contro gli inglesi. Tra l'altro ricordiamo agli amici in ascolto che l'imperatore Moghul divenne simbolo della rivolta a sua insaputa e contro la sua volontà. Esatto, infatti adesso che poi andremo a vedere a raccontare il momento di Delhi, infatti racconteremo che l'ultimo imperatore regnante Moghul di fatto era molto più era più un poeta che un governante. Di fatto possiamo dire che la sua discendenza da Gengis Khan e da Tamerlano era molto molto annacquata quanto a spirito bellicoso. Ecco, i soldati ribelli del campo trinciato di Meerut a questo punto si spostano verso Delhi, inneggiando a una rivolta generale. Arrivarono appunto e entrare in città dove di fatto la comunicazione della rivolta non era ancora arrivata. Di fatto altro errore che fecero i comandanti inglesi fu quello di non comunicare tempestivamente la rivolta delle truppe a Meerut, e quindi quando i Sepoi arrivarono a Delhi inneggiando alla rivolta generale, non si era ancora organizzata delle situazioni capaci di poterli fermare e poter resistere. Quindi se poi entrarono, iniziarono a uccidere i vari residenti inglesi, a uccidere gli ufficiali e quant'altro, e quindi di fatto Delhi nel giro di poco tempo cadde nelle mani dei rivoltosi che a questo punto si presentavano davanti al Forte Rosso di Delhi, la residenza degli imperatori Moghul, e chiesero appunto all'imperatore Bahadur Shah, quello che poi sarebbe diventato l'ultimo imperatore della dinastia Moghul, di essere l'elemento unificante della rivolta. Bahadur Shah aveva all'epoca 82 anni, era estremamente anziano, era di fatto, aveva passato tutta la sua vita
in tranquillità, perché di fatto era un imperatore senza impero, governava soltanto nella sua cittadella, appunto il Forte Rosso, governava la sua propria corte, e quindi non aveva come dire, mordente e aggressività, era una persona che stava bene, era una persona anziana, era un discreto poeta, era un discreto poeta, quindi un uomo di cultura, un tranquillotto. Mai si sarebbe aspettato e mai avrebbe, caratterialmente, per quello che si può intuire, voluto prendere il comando di una rivolta. In effetti, possiamo dire che era molto dissimile dai suoi antenati, perché la sua dinastia discendeva in linea materna da Gengis Khan e in linea paterna da Tamerlano, quindi di fatto era una dinastia che ha messo a suo quadro mezzo mondo, però di fatto lui era l'erede tranquillo, insomma, la pecora pacifica. Quando Sì, tra poi l'altro com'è che si chiama? Il fondatore della dinastia è Babur. Babur, che era un nipote di Tamerlano. Cioè, Dice di tra fatto gli antenati, il peso dei suoi antenati c'è Tamerlano, eh, Gengis Khan, Gengis Khan. Tamerlano, Babur lo schiacciava Esatto, e, di fatto e si sentiva a disagio. Chi del sì, resto non si sentirebbe a disagio davanti a dei personaggi del genere? esatto, lui aveva questi come antenati e di fatto la sua occupazione erano le poesie, molto poco marziali per avere degli antenati così bellicosi. Ma no, per la verità io non so Tamerlano, ma so che Babur aveva una passione per la poesia, ovviamente in persiano. Adesso immagino Certo, però era anche che un ottimo anche... generale, perché era anche un ottimo Sì, generale, sì, no, tornava era anche un ottimo Panipat. generale. Tra l'altro guardavo, così, il giorno di questa digressione, guardavo la struttura architettonica del Forte Rosso, è magnifico, ha degli elementi architettonici in stile persiano. Tra l'altro questo è, vabbè, un inciso tra i tanti che abbiamo fatto, un giorno bisognerebbe anche parlare dell'influenza culturale persiana sul mondo islamico in Asia, perché è un qualche cosa di incredibile. Beh, se pensiamo da un punto di vista architettonico, lo stesso concetto di cupola che tanto vediamo nelle moschee non è un elemento arabo, ma un elemento importato dall'architettura persiana. Poi è diventato in qualche modo un po' uno dei simboli dell'Islam, la cupola delle moschee, ma di fatto è un elemento architettonico che è stato preso in prestito dalla Persia quando venne conquistata. Allora, i ribelli arrivarono a questo punto davanti al palazzo dell'imperatore Moghul, lo forzarono di fatto a prendere le redini della rivolta. Lui, che bene o male ormai era arrivato un po' a 82 anni, soprattutto a metà 800, era un uomo estremamente anziano, lo invitarono di fatto a diventare il comandante, a prendere il comando, e quindi di fatto lui, forzato in qualche modo dalla situazione, accettò. Va anche detto che comunque Beh, aveva anche a 82 anni immagino che sia anche facile forzare la mano a un uomo. esatto, Dice, non considera poi, aveva, non che avesse gran voglia, ma la vecchiaia non è esattamente l'età del coraggio. no, però va anche detto che anche Bahadur Shah aveva dei motivi di accredine verso gli inglesi. Di fatto era stato, aveva ricevuto due comunicazioni comunque molto pesanti. La prima, che il titolo imperiale Moghul sarebbe morto con lui, cioè al momento della sua dipartita terrena i suoi figli non sarebbero stati riconosciuti come imperatori o re di Delhi, quindi sarebbero diventati semplicemente dei nobili, dei ricchi, ma il titolo sarebbe morto con lui. In più, altra azione fastidiosa, gli inglesi avevano appunto ordinato che anche sempre alla sua morte la sua famiglia avrebbe dovuto lasciare e abbandonare il Forte Rosso di Delhi, perché non sarebbe più stato la sua residenza. Quindi di fatto anche lui, in qualche modo, lui e la sua famiglia erano un po' inviperiti per il trattamento che avrebbero ricevuto dagli inglesi, e quindi di fatto poi Bahadur nominò come comandante effettivo suo figlio,
per la parte appunto più squisitamente militare. I Sepoi giustiziarono alcuni europei che avevano catturato nel corso dell'attacco a Delhi, li giustiziano davanti allo stesso imperatore, e questo di fatto possiamo anche ipotizzare che sia avvenuto per in qualche modo costringere l'imperatore Moghul a non fare passi indietro, cioè ormai a prendere una strada, avendo assistito all'uccisione di alcuni prigionieri inglesi, in qualche modo dovesse in qualche modo essere forzato a tenere una parte e non poter più tentennare in qualche modo, tenere il piede in due scarpe. Mi hanno chiamato in corretta, hanno reso partecipe dei loro Delitti, e quindi in questo crimini per modo impedirgli di tornare indietro. esatto, siccome appunto non era uno, non godeva fama di essere uno molto decisionista, questo era, si ipotizza che sia stata questa una motivazione. Poi magari invece non c'entrava niente, semplicemente i Sepoi ammutinati, ribelli, avevano ucciso dei prigionieri inglesi e basta, e non c'è nessuna dietrologia. A volte tendiamo a vedere delle dietrologie dove non ci sono, oppure in questo caso c'era effettivamente, questo non possiamo saperlo. Va bene. E quindi questa situazione, nel frattempo, quindi la rivolta è scoppiata a Meerut, gli inglesi hanno perso Delhi, la rivolta si sta espandendo a macchia d'olio. Nel frattempo, in un'altra città che si chiamava Kaunpore, anche qui scoppiò la rivolta. In questo caso non scoppiò nel maggio, ma scoppiò il mese dopo. La notizia di Delhi arrivò anche, iniziò a diffondersi a macchia d'olio in tutta l'India, e quindi toccò anche l'accantonamento di Kaunpore. E il comandante della guardia di Kaunpore era sposato con una donna di alta casta indiana, e quindi al tempo stesso aveva avuto appunto per questo matrimonio aveva un atteggiamento un pochino più positivo verso i propri sottoposti indiani. E quindi non si sarebbe aspettato una rivolta, e quindi non prese provvedimenti organizzativi. Quando la rivolta scoppiò, lui si trovò praticamente colto di sorpresa. Gli indiani assediarono la guarnigione britannica per circa un mese, e però di fatto appunto non essendosi preparati all'assedio, gli inglesi dopo un mese, ridotti con l'acqua inquinata, con tanti feriti, tanti malati, poche riserve alimentari, furono costretti ad arrendersi ai rivoltosi che erano cappeggiati da Nana Sahib. Nana Sahib è un altro delle figure che erano regali che erano state bistrattate dagli inglesi. Nana Sahib era il figlio adottivo dell'ultimo, anche qui mi perdonate l'errore di pronuncia se è sbagliato, Peshwa, che di fatto era il comandante dell'impero dei Maratti. L'impero dei Maratti era un impero che si era sviluppato dalla regione centro-meridionale dell'India, e di fatto a un certo punto, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, aveva assunto il controllo della maggior parte del subcontinente indiano. Controllo che poi la Compagnia delle Indie, nel corso delle guerre anglo-maratte, fece crollare, e quindi l'impero poi maratto venne distrutto. L'ultimo Peshwa, l'ultimo governante, venne praticamente, dopo essere stato sconfitto, venne mandato dagli inglesi in ritiro in un villaggio con una ricchissima pensione, e lì lui poté tenere la sua corte e morire in santa pace. Non aveva figli diretti, però aveva un figlio adottivo, Nana Sahib. Però, tornando alla dottrina dell'estinzione, la pensione moriva con il padre, quindi di fatto Nana Sahib si trovò alla morte del suo padre adottivo,
si trovò era ricco, stava bene, non è che gli manca, era comunque uno che non moriva di fame, ma al tempo stesso visse la revoca della pensione che era stata concessa di diritto a suo padre dopo la padre adottivo dopo la sconfitta come una mancanza e un'indelicatezza dagli inglesi. Scrisse anche alla regina Vittoria chiedendo che i suoi diritti ereditari venissero rispettati. Questa comunque sta di fatto che nel 1857, nel momento della rivolta, la pensione che doveva essere concessa, che era stata concessa al padre adottivo, era stata revocata e lui non veniva riconosciuto non era stato riconosciuti i diritti ancestrali. Nana Saib a questo punto godeva comunque di fama di amico degli inglesi perché comunque non aveva mai dato adito ad intemperanze, però di fatto in lui covava come in Bahadur Shah, come in altri persone di alto ceto sociale o di basso ceto sociale l'inimicizia per l'Inghilterra. Arrivò a Cawnpore nel momento con delle proprie truppe mentre la città era sotto assedio e anziché dare manforte agli inglesi le sue truppe si unirono ai rivoltosi. Gli inglesi poi si arresero a Nana Saib confidando che in quanto comunque persona storicamente in buon rapporto con gli inglesi non sarebbe accaduto nulla. E di fatto la resa avvenne con la condizione di aver salva la vita e di poter tenere le armi. A queste condizioni gli inglesi accettarono di uscire dai propri trinceramenti e iniziano a imbarcarsi su delle chiatte fluviali per raggiungere i propri commilitoni. E a questo punto avvenne il fattaccio di Cawnpore. Mentre gli inglesi con i propri familiari, perché in questo caso non erano soltanto dei soldati, ma erano soldati e famiglie, mentre praticamente tutta la massa di soldati e famiglie si stava imbarcando sulle navi, non si sa per quale motivo, se fosse un'azione voluta o invece frutto del caso, inizia una sparatoria tra inglesi e indiani e di fatto gli inglesi in inferiorità numerica in posizione sfavorevole vennero massacrati. Gli inglesi dicono che gli indiani erano in malafede e pensavano che gli indiani fossero in malafede e che quindi fosse un'azione deliberata. Di contro, invece, gli indiani dissero che c'era stato un malinteso e che gli inglesi avessero a loro volta sparato per primi. Di fatto non sappiamo se questa cosa sia frutto del caso o frutto di un piano concertato. Quel che è certo è che poi la guarnigione di Cawnpore, che già era stata decimata nel corso dell'assedio, venne completamente massacrata e le donne e i bambini presi prigionieri. I prigionieri poi prigionieri che poi successivamente verranno uccisi perché durante una colonna di soccorso verrà mandata dal comando britannico per cercare di riconquistare Cawnpore e di liberare gli ostaggi, e pensando che la colonna marciasse solo per liberare gli ostaggi e che quindi nel momento in cui gli ostaggi fossero venuti a mancare gli inglesi avrebbero cessato la loro avanzata, tutti i prigionieri, donne, bambini e feriti vennero trucidati e quindi di fatto la bandiera e la battuta "ricordatevi di Cawnpore" in qualche modo diventerà uno dei mantra che poi spingerà gli inglesi a del ritorso delle vendette molto pesanti verso gli indiani, perché di fatto gli indiani vennero visti come un nemico crudele che aveva massacrato ingiustamente donne e bambine, quindi questo generò un senso di vendetta, di rivalsa e anche di crudeltà degli inglesi verso gli indiani molto molto accentuato, appunto al grido di "ricordatevi di Cawnpore". Tra l'altro Eh, questo evento particolare è ricordato in un film sulla battaglia di Balaclava, credo sia La carica dei 600, mi pare, con Errol Flynn,
dove il protagonista è un sopravvissuto all'agguato di Cawnpore e dove ha perso tutti i suoi commilitoni. È un evento che viene rievocato in una maniera romanzata in questo film degli anni 30. E di fatto questo massacro fu come il Black Hole, il buco di Calcutta, fu nel 1757 la causa poi che spinse gli inglesi a essere a loro volta crudeli e comunque a non mollare e a vincere la battaglia di Plassey, che poi sarà l'inizio del dominio del britannico in India. Cawnpore sarà invece in qualche modo il grido che spingerà i britannici a non mollare, a vendicarsi e comunque in qualche modo anche a non fidarsi degli indiani, anche comunque anche i più tiepidi, questo fatto venne molto trattato dalla stampa, anche i più tiepidi tra gli inglesi iniziarono a chiedere a gran voce un pugno di ferro, una vendetta senza tenerezza e appunto risolviamo la questione, risolviamola in tutte le maniere, anche quelle più pesanti. Poi questo venne a Cawnpore, che è appunto nell'India nord-occidentale. Nella mappa che si vede qua a destra, vediamo praticamente più o meno le aree di rivolta. E le aree di rivolta sono principalmente quelle nere, quelle azzurre e quelle grigie. Di fatto... No, No, pardon. sono azzurro, blu e Esatto. nero. Esatto. Le aree di rivolta sono quelle grigie, sono quelle nere e marroni e azzurre, e quindi praticamente, come si può vedere, le aree la rivolta principalmente si sviluppò nel centro-nord dell'India. Il sud il sud dell'India di fatto rimase un pochino più tranquillo, tranne una rivolta in uno stato dell'ex impero Maratha. Di fatto la rivolta toccò principalmente l'area centro-settentrionale dell'India. E quindi questo è quello che avvenne a Cawnpore, dove praticamente la rivolta ebbe pieno successo. Gli inglesi vennero annientati o costretti a ritirarsi, e di fatto il controllo venne assunto della zona da Nana Sahib e dal suo generale di riferimento Tantia Topi. Nel frattempo, altra rivolta scoppiò nella regione di Lucknow. Lucknow, come vediamo dalla slide successiva, Lucknow era la capitale del vecchio regno di Ud, il regno che era appena stato assorbito nel 1856 dalla Compagnia delle Indie, in quanto il sovrano era ritenuto non competente. Sovrano che però si lasciava dietro una moglie e un figlio. Quindi la moglie, la Hazrat Mahal, che era una ragazza dell'harem del sovrano, che poi aveva fatto carriera fino a diventare la prima moglie, la moglie legittima del successore, designato successore del regno, ovviamente nella tutela dei diritti del proprio figlio fu tra le artefici della rivolta del regno di Awad, di Ud, contro il dominio britannico. Come ricordavo anche all'inizio, molti dei sepoi provenivano da questa regione, quindi avevano parenti, amicizie, avevano vissuto molto male questa annessione. L'aristocrazia, la borghesia, insomma i ceti dirigenti del regno erano stati appena mandati a spasso dalla compagnia, e quindi la rivolta scoppiò con relativa facilità, e gli inglesi si ritrovarono assediati nell'interno della residenza di Lucknow. Perché residenza? Quando la compagnia aveva
o stipulava un regime di alleanza, oppure controllava effettivamente un ex regno principato, stabiliva appunto il palazzo del governo nella residenza appunto del referente britannico. Infatti, quando ad esempio in uno stato che poi non venne mai effettivamente assorbito direttamente, ma rimase uno stato satellite che è il Mysore, uno stato dell'India meridionale, il referente britannico, il residente di fatto era il facente funzione del governatore per conto del governo britannico e si chiamava residente. Quindi la residenza era appunto la sede del controllo britannico su determinato territorio. In questo caso però la rivolta i rivoltosi trovarono l'attuale residente a Lucknow, Montgomery Lawrence, una persona comunque preparata che si era preorganizzata temendo una situazione di rivolta. Siccome lui in qualche modo era tra i pochi che aveva presagito il possibile rischio, con qualche modo aveva annusato l'aria, aveva visto che la situazione non stava andando benissimo, si era organizzato in tutte le maniere per un assedio e quindi di fatto quando la rivolta scoppiò gli inglesi si ritrovarono assediati all'interno della residenza, assedio che durerà di fatto questo primo assedio 81 giorni o 87 Forse giorni. sarà conveniente ricordare questo, che fondamentalmente gli insorti, benché fossero soldati valorosi e avessero appreso l'utilizzo in parte delle tattiche europee, sono danneggiati dalla mancanza del quadro ufficiale. Esatto, e non solo, perché di fatto un altro dei motivi, giustamente come ricordi tu di Malanimo, era che di fatto in ogni reggimento tutti gli ufficiali erano composti da persone di origine inglese, britannica, ed è poi l'altra cosa che danneggiava di fatto la capacità dei ribelli era una in qualche modo carenza nell'ambito dell'artiglieria, perché di fatto l'artiglieria era per lo più gestita direttamente da truppe di origine europea. E Sì, tra quindi l'altro questa era una caratteristica di tutti gli eserciti coloniali nel subcontinente indiano fin dalla loro comparsa, cioè dal 1600 l'artiglieria è sempre stata percepita dagli indiani come un affare da europei. esatto, tant'è che infatti anche lo stesso impero Sikh, che aveva un ottimo parco artiglieria, era di fatto comandato da ufficiali europei, quindi anche la mancanza di artiglieria sarà poi un elemento che effettivamente nuocerà al successo della rivolta. Gli inglesi in questo riusciranno saranno delle carte vincenti degli inglesi. L'assedio di fatto a Lucknow quindi iniziò e durò questo primo assedio 87 giorni. Qui poi, gli inglesi, poi successivamente, gli inglesi inizieranno la loro fase questo è il momento di massimo apice della rivolta indiana contro il governo britannico. Di fatto gli inglesi sono stati quasi, soprattutto nel centro-nord dell'India, ricacciati in mare o messi a mal partito. Gli indiani si sono ribellati in vastissime aree, gli inglesi si trovano in difficoltà, però però in questo momento gli inglesi iniziano, mentre Lucknow è assediata, a imbastire la propria reazione. Con l'assedio di Lucknow di fatto la rivolta ha toccato l'apice e di fatto la rivolta ha ottenuto grandi successi, ha conquistato Delhi, ha schiacciato gli inglesi a Cawnpore, ha un simbolo unificante che è l'imperatore Moghol Bahadur Shah. Gli inglesi si trovano sconcertati e in difficoltà e quindi per oggi terminiamo la prima puntata con il successo degli indiani e gli inglesi che stanno quasi per essere ricacciati a mare. Nella prossima puntata invece approfondiremo la reazione inglese e la fine della rivolta dei Sepoi. Alla prossima. Ottimo, estremamente interessante.
Se la cosa vi ha solleticato, non mancate di seguire la prossima puntata. Se avete qualche suggerimento o qualche cosa o qualche consiglio da darci, scrivetelo nei commenti e ricordatevi di mettere mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Signori, buonanotte a tutti.